Panetta, con i vari Lambruschini e altri che adesso non vado a nominare, ma abbiamo ottenuto grandi risultati anche a livello mondiale con titoli mondiali conquistati. Nella gara femminile, che è stata istituita da pochi anni, forse da una 5-6 anni, da una decina d'anni, ancora non abbiamo visto grandi risultati, non adeguati sicuramente ai risultati che si ottengono a livello mondiale, dove il primato mondiale è addirittura inferiore ai 9 minuti e è normale correre intorno ai 9,15, 9,20 nei vari meeting della Diamond League, per esempio. In Italia la miglior prestazione italiana è intorno ai 9,50, quindi non sicuramente all'altezza di quelle prestazioni che vengono ottenute a livello mondiale. Oggi abbiamo in gara 3 giovincelle di belle speranze che andranno l'invito per il dirigente dell'Italia Centrale di portarsi in maniera quanto più urgente possibile a disputarsi la vittoria e i punti per la loro formazione. Il lato italiano è di Giulia Martinelli, 9,39 e 21. Partiti della gara dei metri 1500 femminili, o meglio 3000 siepi femminili. Oramai giornata intensa di gare ti fa dare poi i numeri, ovviamente 1500. Partita intanto la gara e vediamo Sofia Casagrande, Nord-Est, Atletica Bruniera Trenitagli, prendere il comando delle operazioni davanti a Giada Scantamburlo e terza posizione su Aira Sa. Passaggio i primi 200 metri intorno ai 40 secondi. Primato juniores dei 3000 siepi femminili è sempre di Giulia Martinelli della studentesca Cariri, ottenuto nel 2010 con 10,05 e 43, mentre il primato assoluto femminile è sempre di Giulia Martinelli, che ora gareggia per la Forestale. Nel 2011 ha corso i 9,39 e 21, questa è la miglior prestazione italiana di questa specialità. Sofia Casagrande, partita decisamente arrembante, l'atleta ma non è Sofia Casagrande, è Giada Scantamburlo quella che sta guidando la gara. Giada Scantamburlo del centro-nord sta guidando la gara davanti a Sofia Casagrande e Suhaila Sa. Giada Scantamburlo ha un personale di 11,10 e 27, 600 metri in 2,07. Nuova premiazione allora quella della marcia uomini. Il prossimo sarà il passaggio al primo chilometro e ci darà un'idea del ritmo imposto da Giada Scantamburlo a questa gara, che vediamo inquadrata quando sta entrando nel rettilineo opposto a quello d'arrivo. Vediamo nuovamente invece per la premiazione Luca Capogrossi, Italia Centrale. Luca Capogrossi, dopodiché procederemo con la premiazione. Luca Capogrossi, Italia Centrale. Stanno staccando le concorrenti, sgranato il terzetto non compatto. D'altra parte questa è una gara in cui è difficile seguire un ritmo se non si è all'altezza dell'atleta che sta precedendo, quindi è meglio sempre seguire il proprio ritmo. Eccola Giada Scantamburlo che tra poco andrà a chiudere il primo chilometro.
ha un personale di 11,10, il clima è sicuramente favorevole alla disputa di queste gare. Abbiamo visto già nella marcia in precedenza ottenere dei risultati interessanti proprio grazie a questo clima che è adatto per queste specialità di resistenza, e quindi 3,34 il passaggio, 3,34 il passaggio al primo chilometro, che se mantenuto potrebbe portare all'ottenimento da parte dell'atleta di un sostanzioso miglioramento sul suo personale. Ricordiamo 11,10 è il personale, mentre 11,16 è il personale di Sofia Casagrande, che è staccata però in questo momento di una cinquantina di metri dalla battistrada. Sempre molto efficace l'azione di passaggio anche sull'ostacolo da parte di Giada Scantamburlo, che fino a questo momento ha dominato la gara. Anche buon comportamento sta ottenendo anche la terza su Aida Sa, che ha un personale di 11,56, e oggi potrebbe anche lei migliorarsi in maniera sostanziosa. E possiamo andare con la premiazione della marcia maschile 5 km. E mentre continua la gara andiamo dalla Scantamburlo, sempre più sola al comando della gara. Stanno entrando intanto, li vediamo inquadrati in questo momento, i primi tre della gara di marcia. Eccoli, allora i primi classificati, inseriti dalla premiazione, come già detto, Emilio De Bonis del Lazio. Allora al terzo posto è arrivato il terzo classificato per l'Italia centrale, 24,06,54, Luca Capogrossi. Non si è presentato Capogrossi, che è terzo con 24,06,54. Poi c'è Niccolò Coppini con 23,44 e 49 per il Centro Nord, la Lega Firenze Marathon, con 20,37 e 50, nuovo primato personale. Vince la gara Gianluca Picchiottino della Italia Centro Nord. Ricordo che in seconda posizione era arrivato Ettore Grillo della Firenze Marathon, che però, ottenendo anche il primato personale, che però non viene premiato, perché il regolamento prevede che vengano premiati gli atleti di classifica appartenenti alle squadre. Prossimo passaggio avremo il tempo al secondo chilometro per la battistrada. Già da Scantamburlo sta dominando letteralmente la gara, tenendo anche un buon ritmo che potrebbe portarla al nuovo primato personale. Vedremo come passerà al secondo chilometro l'atleta. Siamo in questo momento a 6,28. In questo momento sembra leggermente calata l'andatura, ma comunque sempre tale da poter arrivare al primato personale per la concorrente che sta guidando. Eccola, intanto sta passando anche vicino al traguardo la seconda, Sofia Casagrande. Scantamburlo mancava un primato personale di 11,10 e 27. Sono a 7,05 in questo momento, quindi avremo più o meno. Ci avviciniamo al passaggio del secondo chilometro con Giada Scantamburlo che sta dominando la gara. Ecco il passaggio in questo momento al secondo chilometro in 7,22 e 34, 7,22 e 34. È sensibilmente calata l'andatura rispetto al primo chilometro. Vedremo come affronterà questi ultimi due giri la portacolori dell'Italia Centro Nord, società di provenienza Cuspisa Atletica Cascina, che ha un personale di 11,10. Due giri alla conclusione per Giada Scantamburlo quando passerà sul traguardo. Che ha tanta voglia di evolvere e diventare un punto fisso nel calendario nazionale.
premiazione è quella del lancio del martello femminile. Si avvicina alla conclusione della sua gara Giada Scantamburlo. Quando passerà sul traguardo sentirà il suono della campana. Alle sue spalle, sempre in seconda posizione, Sofia Casagrande, e poi al terzo posto Souhaila Sa. Ultimi 400 metri per la toscana Giada Scantamburlo. Suonata la campana, ormai 350 metri dalla conclusione per Giada Scantamburlo. Sofia Casagrande, anche per lei tra poco suonerà la campana dell'ultimo giro. Siamo a 10:10 in questo momento. Souhaila Sa resta anche lei ad iniziare l'ultimo giro. Ultimi 200 metri, in questo momento siamo a 10:31, deve arrivare vicina al personale, non sappiamo se scenderà al di sotto di questo, del suo 11:10, l'atleta toscana. 10:48 in questo momento, sembra aver ripreso un po' di vigore la sua azione in questo finale di gara. Ultimo ostacolo per lei, buono anche la tecnica di passaggio. Siamo a 11:05, arriverà probabilmente ad eguagliare 11, non si ferma purtroppo il display, ma siamo sugli 11:11. Al terzo posto con 45:19 per l'Italia Nord-Est Sofia Basso. Ed ecco la premiazione della gara del martello nel centro, ma intanto vediamo l'arrivo di Sofia Casagrande, che va a cogliere una seconda posizione in 11:38, lontana dal personale, e anche Souhaila Sa si appresta a concludere la sua gara, veronese, in forza alla Bentegodi. Souhaila Sa, ultimo ostacolo, e va a concludere anche lei la sua fatica. E con questo arrivo di Souhaila Sa termina la gara dei 3000 siepi femminili, mentre tra non molto partirà quella maschile, cui saranno impegnati 5 atleti in questa specialità maschile. Abbiamo un talento straordinario come Johannes Chiappinelli, che ha vinto il titolo italiano con 8:39,12, che è una delle migliori prestazioni italiane assolute di questa stagione. Diciamo che in queste ultime stagioni sta conoscendo un periodo un po' di crisi questa specialità. Non è sicuramente, i risultati non sono sicuramente all'altezza delle migliori stagioni, come già ricordavo in precedenza, di Lambruschini, di Panetta e altri atleti che si sono messi in evidenza e che ora, anche quelli cosiddetti di seconda schiera, con 8:14, 8:12, Scartezzini eccetera, farebbero un figurone in questo periodo in Italia, perché i migliori risultati sono intorno agli 8:30, quindi sta conoscendo un periodo di involuzione questa specialità in campo nazionale, e la speranza forse è posta proprio su questo giovane Johannes Chiappinelli della Montepaschi WIS, che con 8:39 ha ottenuto una delle migliori prestazioni, e oggi non abbiamo atleti di questo calibro in gara. Abbiamo comunque 5 atleti che viaggiano intorno sotto i 10 minuti, con Giuseppe Lovallo d'Italia del Sud, Atletico Potenza, Club Atletico Potenza, 9:54,01 di accredito,
Endale Masè dell'Italia Nord-Est della Valsugana Trentino con 9,48,45, Elia Bugatto dell'Italia Nord-Est con 9,30,86 proveniente dalla Trieste Atletica, Marco Vagaggini Proietti dell'Italia Centro Montepaschi Wisp Siena, la stessa società di Chiappinelli che si presenta con 9,26,40, e Omar Stefani Italia Centro Nord Fratellanza Modena con 9,45,79. Prima della partenza maschile però dovranno essere alzati gli ostacoli maschili, che sono, lo ricordiamo per chi non fosse addentro a queste faccende, sono di 91 cm, esattamente come gli ostacoli dei 400 ostacoli, e mentre per le femmine sono di 76 cm come gli ostacoli dei 110 ostacoli allievi, come gli ostacoli dei 400 ostacoli. Quindi devono essere alzate le barriere, mi pare che già sia stato fatto, e quindi sembra che sia quasi tutto pronto per la partenza di questa gara. A favore del pronostico in questa gara, questo 3000 siepi maschile per Marco Vagaggini Proietti, che è quello che ha il miglior accredito, poi Elia Bugatto del Nord-Est, Trieste Atletica 9,30, quindi molto vicino, 9,26 per Proietti, e poi c'è Endale Masè della Valsugana Trentino, vedremo cosa ne uscirà. Vediamo uno spot finché partono sulle siepi. Torniamo all'interno del campo perché siamo in attesa della partenza dei 3000 siepi maschili. Poi seguiranno le 2 gare dei metri 1500 che concluderanno il programma di questa prima giornata. Vedremo se saremo in grado anche di fornire una classifica parziale. Con l'asta uomini, inserita la premiazione Mirko Guglioli, grande collaboratore di Lucio Tobini. Dimenticato personaggio dell'atletica Veneto. Partita intanto la gara maschile dei 3000 siepi. Terzo posto con 4 metri e 20 per l'Italia centrale, Luca Rondoni. 3000 siepi uomini. Al secondo posto con 4 metri e 20 per la Liguria. Si porta subito il comando Omar Stefani, Italia Centro-Nord, Fratellanza, ma la situazione è ancora apertissima, in evoluzione, siamo solo ai primi 100 metri. Centro-Nord anche Marco Vagaggini e per l'Italia del Centro l'Italia del Sud Giuseppe Lovallo, sempre nel gruppetto di testa. Quello che abbiamo visto è il podio del salto con l'asta, premiazione della gara del salto con l'asta, mentre prosegue la gara dei 3000 siepi. Il ritmo sembra buono. Eccoli gli atleti. Al numero 4 c'è Omar Stefani a guidare la gara per Italia Centro-Nord. L'Italia del Sud c'è Giuseppe Lovallo.
nel gruppo di testa anche Elia Bugatto del Nord-Est. C'è anche il favorito di questa gara, Marco Vagaggini Proietti, nel gruppo nel quartetto di testa. È sempre Lovallo a dettare il ritmo. Sono 6 gli atleti a via, a me ne manca uno, comunque non importa, vediamo. C'è un numero 5 che io non ho in elenco e quindi non sono in grado di capire chi sia. Ci sono comunque Vagaggini Proietti e Omar Stefani nel terzetto di testa, e c'è anche Elia Bugatto del Nord-Est, Trieste Atletica, la sua società di origine. Ora è Vagaggini a guidare la gara. Ci avviciniamo al passaggio di metà gara, siamo intorno ai 4:40 con Marco Vagaggini Proietti che sta imprimendo un ritmo piuttosto elevato. Con lui Elia Bugatto del Nord-Est. Cede leggermente Alexandru Ciumaccu dell'Italia Centrale, che aveva guidato la gara fino al giro precedente. Ora la coppia di testa ha fatto un po' il vuoto alle sue spalle. Al secondo posto con 47,69 con Storti, Boateng, Gnotta e Forghieri, Italia Centro-Nord. E con l'identico tempo, ma con l'apprezzamento dei millesimi, la grande rimonta dell'ultimo professionista. 47,69 Vagaggini Stefani, mentre al centro del campo sta effettuando la premiazione, e abbiamo stabilito finalmente chi ha vinto la gara con l'imperioso ritorno di Giulia Cagliari. La formazione del Nord-Est è riuscita a conquistare la vittoria in questa nella 4%, vediamo inquadrato in questo momento sotto l'arco Fidal Veneto. Quindi ora ha preso il comando delle operazioni Elia Bugatto nei 3000 siepi, che ha staccato di qualche metri, una 5-6 metri, Marco Vagaggini, che ora sta cercando di reagire a questo attacco da parte dell'atleta longilineo, atleta in maglia rossa del Nord-Est, proveniente dalla Trieste Atletica, un personale di 9,30 e 86, quindi abbastanza simili i personali, 4 secondi di differenza fra Bugatto e Proietti, che sta tentando di tornare sotto. Terza posizione Omar Stefani, che sta viaggiando a buona andatura.
Abbiamo superato il passaggio del secondo chilometro, mancano 2 giri alla conclusione per i concorrenti di testa. Anche Alexandru Chumakov passa dal traguardo e mancano anche per lui 2 giri, e anche per Endale Masè, Italia Nord-Est, 2 giri alla conclusione. Insiste nella sua azione il concorrente del Nord-Est Elia Bugatto. Tanto sta tentando di rientrare anche Omar Stefani del centro-nord, che ha ridotto il suo distacco dalla coppia di testa. Non è molto lontano dal concorrente al comando Vagaggini Proietti, Marco Vagaggini Proietti della Montepaschi Wisp Atletica Siena. Eccolo che sta cercando di intensificare la sua azione per riagguantare il fuggitivo Elia Bugatto, e tra poco suonerà la campana dell'ultimo giro. Ultimo giro con al comando Elia Bugatto, Nord-Est. Si sta prodigando alle sue spalle Marco Vagaggini Proietti per cercare di raggiungere il longilineo atleta. Ottimo il suo passaggio della siepe, passaggio di Elia Bugatto della siepe. Non riesce a ridurre comunque il suo distacco il portacolori del centro-nord Marco Vagaggini Proietti. Siamo agli ultimi 200 metri e il distacco rimane immutato, anzi visibilmente appare leggermente aumentato il vantaggio di Elia Bugatto nei confronti di Vagaggini Proietti, che passata la riviera intensifica la sua azione e ora sì che l'ha ridotto di qualcosina il suo distacco. Siamo agli ultimi metri, attenzione perché potrebbe esserci il colpo di scena finale. Danno fondo a tutte le energie i concorrenti. Bugatto che resiste al comando e va a vincere in 9:31 e 09 forse, non molto lontano, 9:31,09, pochissimo dal suo personale, mancava poco per ottenere il personale. Arriva anche Alexandru Chumakov, quindi in terza posizione c'era Omar Stefani. Omar Stefani potrebbe aver ottenuto il personale, e conclude anche Endale Masè, e con questo arrivo di Masè del Nord-Est si conclude la gara dei 3000 siepi maschili. Prossima gara in pista sarà quella dei 1500 metri donne. Stanno intanto entrando in campo i protagonisti della staffetta 4%. Le prime 3 formazioni saranno premiate. Qui c'è stato il trionfo della formazione dell'Italia Centro-Nord, ma al terzo posto c'è la formazione del Nord-Est con Alessandro Monte, Enrico Luciano, Federico Polo e Nicolò Ceola, che hanno ottenuto 42,86. Seconda la formazione con 42,69, la formazione dell'Italia Centrale, Matteo Coia, Gabriele Gargano, Thomas Manfredi, Emanuele Grossi. E vince la staffetta 4%, la formazione dell'Italia Centro-Nord con Walter Ratano, Francesco Lama, Stefano Arrè e Diego Aldo Pettorossi in 42,25. Con Walter Ratano in 1, Francesco Lama in 2, Stefano Arrè in 3, Diego Aldo Pettorossi in 4, Italia Centro-Nord.
Questo è il podio della 4% che stiamo vedendo e invece la prossima gara, la penultima di questa prima giornata di questo incontro per macro regioni intitolato alla memoria di Lucio Todini, veronese dirigente per molti anni dell'Atletica Veneta e anche per diversi anni consigliere nazionale della FIDEL. Passiamo alle ultime premiazioni e le ultime gare, mancano 2 gare e 2 premiazioni. Nei 1500 donne è piuttosto nutrito il gruppo delle concorrenti, una gara che si preannuncia abbastanza interessante, soprattutto per la presenza della campionessa italiana di categoria, Chiara Ferdani della Liguria, Spectec Duferco Carispezia, che ha il miglior accredito con 23 e 39. Vediamo le concorrenti. Giulia Zonfrilli, Italia Centrale, studentesca Cariri, accreditata di 4,53 e 19. Francesca Palomba, Italia del Sud, Centro-Est Napoli, 4,47,52 il suo accredito. Irene Vian, Italia Nord-Est, la vice campionessa italiana degli 800, nonché campionessa italiana indoor degli 800,